Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del spettacolo Batman Napoletano. Come state? Tutto bene? Oggi non mi vedete qui nel video o in un video mattutino perché oggi non sono andato a scuola che sia alla Galera. Però vabbè, ma a parte questa premessa, in questo video sono passato a prendere anche, mentre ritornavo da scuola, le carte adrenalin, due pacchetti di carte adrenalin, più una carta in omaggio di un box che mi ha regalato mio cugino. Allora, la carta in omaggio che mi hanno dato è questa, è il centrocampista dell'Udinese, Jürgen Kellenkamp, eccolo, ecco qua, ecco. Carta numero 354-354, non mi ricordo di avercela, però no, mi pare di averlo già trovato nel precedente box, non vorrei dire una scemità, però nel precedente box già dovrei averlo trovato. 354, no, non ce l'ho. Mi sembrava familiare, però no. Lo so di da che parte, però vabbè. Poi abbiamo. Io non le ho viste le carte, ho solo aperto i pacchetti, poi non so tutte le carte. Carlos Augusto, carta del 152 dell'Inter, difensore dell'Inter. Eccolo qua, difensore. Ecco qua. 152 è il numero della carta. Andiamo a prendere la pagina. Allora, ecco l'Inter, ecco la carta 152. Ok. Tra l'altro ho quasi completato la prima pagina dell'Inter, ecco qua. Mi mancano tipo 1, 2, 3, 4 carte. Lo scudetto, il Sommer e poi altre due carte. E basta. Questi no. Abbiamo il capitano del Bologna, Lewis Ferguson, centrocampista. Ecco qua. Che dovrei averlo. Carta numero 29. 29, sì, già ce l'ho. Lo mettiamo dietro. Ok. Abbiamo una limited edition dell'Inter, cioè The Winter. Carta numero. Non ha il numero, quindi lo metto nella pagina della limited edition e del difensore dell'Inter. Del Milan, scusate, confuso. Andiamo dove tengo tutte le limited edition, tipo Stella. Lo so, dovrei avercelo o no? Lo mettiamo qua. Ok. Abbiamo un'altra limited edition. Non è limited edition, scusate, è una super silla della Juventus, centrocampista della Juventus che è Frank Thuram. Carta 4,54. Dovrei avercela, sì, già ce l'ho, la mettiamo dietro. Poi abbiamo Pablo Marin, difensore della Fiorentina. Ecco, carta numero 96, non ricordo se già la ho. Allora, 96. Sì, già ce l'ho. Poi abbiamo Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo. 3,50 3,24 il numero della carta. Ah, 3,24. Sì, già ce l'ho. Mettiamo lì. Il doppione di Jürgen Ekkelenkamp, eccolo qua, come abbiamo detto prima, centrocampista dell'Udinese, carta 3,54, lo andiamo a mettere dietro, così non dà fastidio a nessuno. Ekkelenkamp, eccolo qua, mettiamo dietro.
Poi abbiamo Yusuf Fofana del Milan, centrocampista del Milan, carta numero 2,27. Eccola qua. Faccio rivedere. Ok, sì. Ho fatto vedere, chissà. Non l'avete visto, va bene. 2,27. No, non ce l'ho. Scudetto c'è il logo della Juventus. Eccolo qua. Dovrei averlo già, sì. Ecco qua. Poi Jacob Ondrejaka, attaccante del Parma. Eccolo qua. Carta numero 269. Dove sta la pagina del 69? Eccola qua. Già ce l'ho questa carta, quindi la andremo a mettere dietro. Poi Pavard, Benjamin Pavard, difensore dell'Inter, già ce l'ho questa, sono sicuro al 100%. Carta 149, no, proprio ci sono sicurissimo. Se voglio, se non ce l'ho, li sto scemoluto, cioè sono mai già scemoluto. Infatti già ce l'ho. Forse questa è il triplone di questa carta. Guardate, questa qui è la carta che ho trovato oggi. È la carta del pacchetto e di un box. Cioè me le devo dire come me le posso levare da mezzo. Sto per un po' queste due carte di Benjamin Pavard. Penso che un paio le vendo. Poi abbiamo l'attaccante del Bologna, Riccardo Orsolini, la carta numero 31. Forse pure questa già ce l'ho. Non sono sicuro di avercela. Però forse ce l'ho. Sì, già ce l'ho. E la andiamo a mettere. Forse pure di questa c'è il trilione, eh. No, c'è solo il doppione. Questo è il doppione. Ok. E grazie a tutti per la visione, ragazzi. Mi raccomando, iscriviti al canale. L'obiettivo, il nuovo obiettivo che dobbiamo andare a sbloccare sono i 100 iscritti. E mi raccomando, lasciate like sotto questo video. Ciao.